E siamo ancora all'interno dei saloni della mostra di San Pietro di Feletto per quanto riguarda questo nostro giro virtuale. Oggi cerchiamo di farlo meno virtuale del solito, di quello che abbiamo fatto in queste nostre puntate, per il fatto che ospitiamo il presidente dell'Asso Enologi, Celestino Poser. Buona giornata. Buongiorno. E presidente Asso Enologi del Veneto Centro Orientale, ho detto bene, no? Cioè, eccoci qua. Perché ho detto la facciamo meno virtuale? Perché vogliamo entrare nei dettagli, vorremmo sapere, facendo finta che la 49esima mostra dei vini di San Pietro di Feletto ci sia e non soltanto virtuale, vorremmo sapere come sono stati scelti questi vini, insomma, anche loro sono virtuali quest'anno, però come li avete scelti, non virtualmente? Beh, intanto diciamo che la storia di Asso Enologi è molto legata alla mostra di San Pietro di Feletto. Già io mi ricordo le prime volte che sono venuto qua negli anni '80, venivamo qua come enologi a fare le prime selezioni, c'erano i produttori, c'erano gli esercenti, molte categorie di concorso. Adesso diciamo categorie sono più rimaste selezionata adesso, solamente le aziende, visto che il boom di aziende che abbiamo qua nel territorio. Una volta la selezione aveva anche il compito di, come associazione, anche quello di guidare i produttori, perché negli anni '80 l'enologia non è come adesso che è ormai diventata una scienza, però le selezioni venivano fatte lo stesso con gli stessi criteri, quindi le selezioni sono rimaste, come si può dire, con una logica tradizionale, però andiamo a valutare i prodotti chiaramente sotto un altro punto di vista, sotto un'altra... Sono passati gli anni. Sono passati quindi... gli anni, adesso è quasi, dico, impossibile trovare un vino che abbia dei difetti. Una volta era molto più probabile trovarli, e mi ricordo che davamo anche dei giudizi in modo che magari, perché erano tutti piccoli produttori che adesso saranno forse anche grandi produttori, quindi sono evoluti anche loro. Davamo anche dei giudizi sulle schede in modo da far migliorare la qualità. Perché ha detto davamo? Perché adesso non si danno più o non sono più... Diciamo che o non li legge più nessuno? No, adesso diciamo che l'enologia è cambiata molto, ci sono molti più tecnici, perché la scuola qua che abbiamo a Conegliano ne forma continuamente. Molte aziende che una volta erano piccole aziende adesso sono grosse aziende, quindi magari i figli hanno studiato, hanno cominciato a intraprendere un percorso tecnico, più tecnico. Adesso penso che non si possano più dare dei consigli, ci si può scambiare solamente delle opinioni, e questo anche per noi tecnici è molto importante partecipare alle mostre, perché abbiamo modo di capire, di vedere, di assaggiare anche prodotti di altri colleghi. E le selezioni però, come dicevo, sono sempre fatte alla stessa maniera, quindi l'ente organizzatore provvede a raccogliere i campioni e vengono anonimizzati. Viene dato un numero, quindi una voi sigla. assaggiate Noi senza assaggiamo sapere... in assoluta anonimicità. Noi sappiamo solamente che si tratta di, esempio, un Conegliano Valdobbiadene Prosecco superiore, un Conegliano superiore Brut, quello che è, però non sappiamo di chi è, non sappiamo niente. Quindi le valutazioni vengono fatte in forma totalmente anonima. Le commissioni sono composte da enologi e la valutazione viene fatta attraverso una scheda di valutazione codificata dall'Unione Internazionale di Enolog, che prevede una serie di parametri. Si va dalla vista, parte dalla vista, vedere il colore del vino, la si va a giudicare quello, l'olfatto, quindi si comincia a annusare, si comincia a sentire i descrittori, i profumi, si passa poi al gusto e al giudizio finale, che è l'abbinamento del gusto olfatto, e si fa la conclusione, diciamo, di tutto il lavoro. Questa scheda è in centesimi, viene dato un giudizio e dopo, in base al giudizio che viene formulato, il numero che esce, praticamente vengono premiati i vini. Diciamo che il 95-96% dei vini presentati in mostra superano gli 80 punti. Quindi c'è da stare tranquilli, insomma. C'è da stare tranquillissimi da quel lato là. Presidente, si aspettava di dover commentare una mostra virtualmente grazie o per sfortuna di questo Covid? Ma diciamo che
che anche noi cioè, ci dobbiamo adeguare a questa situazione. Non è il massimo, lo sappiamo tutti, però io penso che vada fatto anche un plauso agli organizzatori, perché comunque è chiaro che non faremo le selezioni in forma fisica, però è anche bene tenere vive queste mostre. Tenerle vive, San Pietro in questo modo comunque fa vedere che comunque qualcosa è stato fatto, non ci siamo dimenticati dei vini. Esatto. Non è facile fare una degustazione guardando una macchina da ripresa, non è semplice, manca tutto quello che Il contorno. Il contorno che diceva prima, lo stare insieme, e il vivere il vino, il vivere insomma il prodotto, no? Il vino è conviviale, cioè non possiamo, la setticità sul vino secondo me non assolutamente non va d'accordo. Presidente, siamo in chiusura, Presidente Posaro, la ringraziamo. Ci aspettiamo e ci ritroviamo il prossimo anno, ma non più virtualmente. Ce lo auguriamo. Io me lo auguro, non è il massimo, però bisogna adeguarci, bisogna portare pazienza e speriamo il prossimo anno sicuramente di rivederci. Di sicuro ci rivediamo qui a San Pietro di Feletto. Questo, diciamo che siamo in un luogo storico non qua possiamo da mancare. Centinaia di anni, quindi ci non saremo possiamo anche mancare. noi. Grazie Presidente. Grazie a voi. In occasione della Mostra dei Vini di Collina 2020 ci troviamo oggi alla Cantina Antoniazzi. Io sono in compagnia di Remigio, il titolare di questa azienda agricola, che tra poco ci parlerà dei suoi prodotti e anche della storia che caratterizza questa azienda. Venite con noi. E incontriamo quindi Remigio Antoniazzi, il titolare di questa azienda agricola, che adesso ci parlerà dell'azienda, di come nasce, un po' di storia di questa attività. Nasce nei primi anni 90 dalla mia passione per la terra, però all'inizio producevo solo uva. Quindi dalla produzione di uva anche poi alla produzione del vino vero e proprio. Sì, esatto. Ecco, noi ci troviamo peraltro nel territorio del Conegliano Valdobbiadene, del Prosecco Superiore di OCG. Ci vuoi parlare un po' del territorio? Che cos'è per te questo territorio? Allora, il territorio per me è tutto, nel senso che dal rispetto del territorio e dell'ambiente si riesce a produrre un grande spumante, e l'importante appunto è salvaguardare l'ambiente, che penso che negli ultimi anni sia la cosa più importante da fare. Assolutamente. Credo sia doveroso a questo punto ricordare magari un riferimento, un sito internet, una mail per farti raggiungere anche a distanza. Il sito internet è www.proseccoantoniazzi.it. Allora io direi che a questo punto siamo pronti io e te per andare nella tua sala degustazioni, aprire una bottiglia e fare un brindisi finale dove lanceremo anche lo slogan ufficiale di questa manifestazione. Certo. E ci siamo trasferiti all'interno della cantina dell'azienda agricola Antoniazzi. È proprio qui che l'uva coltivata prende vita e diventa vino. Ci ha raggiunti peraltro anche il consigliere comunale del comune di San Pietro di Feletto, Luigino Sartor. Buongiorno. Buongiorno. Allora a questo punto io direi che siamo pronti per alzare i nostri calici, fare un brindisi e annunciare il nostro slogan, che è Diamo valore al nostro territorio. Abbiamo cambiato sala, siamo sempre comunque all'interno della mostra di San Pietro di Feletto, il tour virtuale continua, abbiamo lasciato gli assenologi e adesso ci troviamo invece con un enologo, Luca Antiga. Buona giornata. Buongiorno. Ho detto bene? Enologo, assolutamente, figura di spicco insomma per quanto riguarda le mostre. Beh, insomma, sei di casa qui, no? Sì. 49esima edizione. Tu sei un enologo che ha alcune ditte, che cura alcune ditte, quindi siete i re dei vini, quelli che fanno il vino. No, non è vero questo. Però avete un'importanza fondamentale. Ma diciamo che aiutiamo esternamente le ditte nel loro processo di produzione, da quella che è la scelta dell'epoca di vendemmia, a quelle che sono le scelte delle tecniche, dei macchinari e della produzione sia del vino prima che dello spumante poi. Io cerco di seguire comunque le aziende anche in quelle che sono le filosofie
i modi di fare vino ce ne sono tanti, e io aiuto quello che è vicino, diciamo, alla filosofia aziendale. Non si tratta solo dell'enologo, comunque si tratta di tutta quanta la squadra, quindi si tratta di uve, si tratta di territorio, si tratta di persone che lavorano all'interno dell'azienda, poi c'è anche l'enologo, insomma. Le cose vanno fatte bene, insomma, insieme, no? Sempre, Perfetto. tutte. È una mostra importante. E che tipologia di vini troviamo o volete trovare e fate trovare? Ma assolutamente tutte quante le tipologie dei vini del territorio, quindi sicuramente tutti quanti i vini di OCG, della denominazione di origine controllata e garantita, Prosecco Superiore di Valdobbiadene e Conegliano, di cui San Pietrifeletto assolutamente è testimone e diciamo che è un po' dentro al cuore della denominazione, essendo veramente un pochettino a metà tra Conegliano e Valdobbiadene. Le tipologie di vini sono assolutamente, i re, diciamo, sono gli spumanti. La denominazione produce circa 92 milioni di bottiglie, di cui 95-96% appunto di spumanti. Le tipologie di spumanti sono diverse, si parte dall'Extra Brut, che diciamo è nuovo nato del disciplinare, con un residuo zuccherino quindi molto molto basso, si va circa da 0 a 6 grammi litro. E dopodiché il Brut, l'Extra Dry e il Dry, queste sono le tipologie che sono prodotte assolutamente per la maggiore. Il Brut e quindi le versioni secche, Extra Brut e Brut, stanno vivendo dei tempi abbastanza buoni, nel senso che il gusto si sta spostando verso un pochettino il secco piuttosto che il classico amabile come l'Extra Dry, in cui più o meno siamo dai 12 ai 20 grammi litro. Una volta l'Extra Dry era proprio il classico prosecco, sì. Adesso ci stiamo spostando un pochettino verso le versioni più secche. Chiedere come mai, perché secondo te? Ma sta cambiando un pochettino il gusto. Sta cambiando un pochettino il gusto, c'è stata una rivoluzione in tanti anni veramente verso il secco, anche tecnologicamente abbiamo visto che trattando le uve in maniera un pochettino più delicata riuscivamo ad avere comunque una dolcezza naturale e quindi sfruttare meno quella che era la dolcezza da residuo zuccherino. Bene, allora fermiamoci un attimo e un contributo pubblicitario, perché ci spezziamo un attimo e poi ritorniamo. Siamo con Renzo Moret, buona giornata Renzo. Buona giornata a lei. Della ditta e della cantina La Svolta. Certo che un nome così è doppiamente significativo, perché è una svolta, da questa pandemia dobbiamo cancellarla, quindi La Svolta va benissimo. È in tema senza dubbio, e il nome infatti deriva proprio da questa voglia di cambiamento che c'è stata anche in famiglia e anche dal fatto fisico proprio che la cantina, diciamo, è insediata in una curva, per cui anche la S della Svolta traccia proprio il territorio d'origine. È un'azienda che arriva da una tradizione familiare, quindi è un'azienda di famiglia che vuole assolutamente legare il vino con il suo territorio. Ecco perché questa azienda nasce e cresce qui a Santa Maria, cerca di proporre in ogni sua bottiglia un legame con il territorio, ed ecco che in azienda possiamo trovare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, il Brut, la versione più secca, e poi anche quella più morbida con l'Extra Dry. Poi l'azienda dispone anche di 2 frizzanti, uno con il metodo Martinotti e l'altro invece con il metodo di rifermentazione in bottiglia. Questo vino in modo particolare è un vino frizzante che rifermenta in bottiglia ed è molto legato a questo territorio perché è un vino della tradizione proprio di questo territorio. Noi ci tengo a dire che oltre ad essere nel cuore della DOCG del Conegliano Valdobbiadene del Prosecco Superiore, abbiamo anche di nostra produzione una superficie abbastanza quotata di rosso. Ecco perché nella nostra linea si trova anche il Merlot e il Cabernet. Qual è la chicca dell'azienda? Beh, dal punto di vista ovviamente d'eleganza, di classe, di raffinatezza dei vini, sicuramente i DOCG. Dal punto di vista invece del territorio e della tradizione, della storia di famiglia, invece la rifermentazione in bottiglia. Ecco. E allora è una svolta.
è una svolta e proprio come una svolta dovrebbe essere anche assaggiata e degustata. E allora noi andiamo a svoltare, credeteci, sarà una dolce svolta e naturalmente l'appuntamento è con il 2021 perché ci sarà la 49esima edizione dove la svolta darà un'ulteriore svolta. Esatto, grazie mille. Siamo ancora nelle splendide sale della mostra di San Pietro di Feletto, stiamo concludendo questo tour virtuale, Luca, bianchi, rosé, neri, perché i neri qui è una bellissima zona del Assolutamente, assolutamente, anzi originariamente sì. San Pietro di Feletto veramente era originario di vino nero e pesche. Veramente si Questo non producevano, lo sapevo. sì, si producevano veramente pesche e vino nero. E dopo pian piano ovviamente con l'avvento del Prosecco tutto si è trasformato e quindi abbiamo diciamo perso un pochettino quella che è la nostra indole, la nostra origine primaria. Comunque sappiamo che i terreni del Coneglianese, essendo veramente molto ricchi e argillosi, sono veramente, danno un sale veramente particolare ai vini neri e anche al Prosecco. Infatti hanno una differenza veramente incredibile con il valdobbiadenese. Abbiamo raggiunto veramente un ottimo livello. Un ottimo livello tecnologico e di sapere, diciamo, enologico e questo è dato sempre dal fatto che in un piccolo territorio come il Conegliano Valdobbiadene ci sono tantissime cantine e quindi le informazioni veramente viaggiano a velocità supersonica tra le cantine stesse, tra i tecnici e tra tutti gli operatori e questo ha fatto sì che in pochissimi anni il livello veramente si è alzato parecchio. C'è collaborazione, sì? C'è collaborazione, sì. E questo è importante. Ma è fondamentale, è fondamentale perché per fortuna si riescono a creare veramente ancora tantissime sinergie. A me piace molto questa parola, insomma. Ti ringraziamo Luca Antiga per essere stato qui con noi quest'oggi. Grazie. Con il sole in fronte in questa puntata ci troviamo in una location a dir poco mozzafiato e siamo qui alla Tenuta San Benedetto in compagnia di Andrea, il capostipite di questa squadra. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Allora intanto buongiorno. grazie per averci ospitato qui a casa tua. Un piacere. Vogliamo iniziare a dire due parole sulla storia della cantina, sul territorio che contraddistingue questa zona? Certo, innanzitutto sono Andrea Baldassar, dottore agronomo e rappresentante di questa azienda, rappresentante della quinta generazione di questa azienda, come ci tengo a precisare, un'azienda seppur piccola e familiare, comunque storica. Ci vuoi parlare un po' anche dei tuoi prodotti? Che cosa ci stai proponendo qui oggi? Innanzitutto faccio una premessa per collegarmi ai prodotti. Il mio bisnonno diceva sempre che la vera qualità si fa in vigneto. La fase di vinificazione serve solo a preservare quello che ci offre la natura. Certo. Le tre tipologie, questa è una Magnum ed è una replica del vino col fondo. Le tre tipologie sono innanzitutto la linea alta, che è un po' il Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, certo, in una versione extra dry. Il prodotto intermedio è il Valbona, in onore di questa magnifica valle, ed è nient'altro che un frizzante a base glera, leggermente amabile. Per arrivare poi invece al mio preferito, è il preferito di tutta la famiglia, tanti, che okay, è questo qui, ma soprattutto un po' quello che ci differenzia, perché ormai parlare di Prosecco bisogna inventarsi qualcosa di diverso e questo è sicuramente il punto di forza, perché è il prodotto che si faceva 50 anni fa, quando mio nonno riforniva le osterie di Conegliano e del Piemonte. Il vero Prosecco era questo, era quello col fondo, rifermentazione meramente in bottiglia. Quindi una bella base, ok? Imbottigliamento rigorosamente in primavera. Vuoi lanciare tu un sito internet o un contatto per poterti raggiungere e poi magari assaggiare anche i tuoi prodotti? Certo, con piacere il nuovo sito internet che da poco abbiamo lanciato in veste nuova, www.tenutasanbenedetto.it. E a questo punto direi che siamo pronti per il brindisi finale. Siamo qui in compagnia di Andrea Baldassar della Tenuta San Benedetto e ci ha raggiunti anche il consigliere comunale del comune di San Pietro di Feletto, Loretta. Con molto piacere. E allora in alto i nostri bicchieri e proseguiamo con lo slogan finale che è
Diamo valore al nostro territorio. Evviva! Evviva!